Benvenuti a tutti amici di mattoscacco.com. In questo video andremo a vedere se ti riescono a venire dei lampi di genio alla Anand. Allora, il turno Anand è il bianco, sta giocando contro il nero di Ingliren, la partita è del 2019 e il nero cattura il cavallo. Ora è il turno di Anand e che cosa giocheresti? Per continuare l'attacco, chiaramente. Stop anche il video, così puoi pensarci con calma, dopodiché clicca su play che io ti do la soluzione. Ok, qui la soluzione è data da donna per H6. Qual è l'idea? L'idea è che se adesso appunto fai una qualsiasi mossa, ma qualsiasi, io sposto l'alfiere su H8 e alla prossima ti vengo a dare matto su questa casa. Qui appunto viene giocata torre 6, dunque alfiere H8. Chiaramente il cavallo non può catturare l'alfiere poiché è inchiodato e quindi c'è veramente la minaccia di matto su questa casa e dunque qui il nero praticamente abbandonò. Se hai pensato a una mossa di questo tipo, con l'idea di andare qui con la donna e dare matto, purtroppo è un po' lenta come mossa perché dopo torre di 6 si minaccia subito l'alfiere, a che l'alfiere si deve spostare e una volta che si è spostato può essere tranquillamente attaccato. Ora l'alfiere cattura la torre e alla prossima si può cambiare il cavallo sull'alfiere. Quindi, se hai trovato la soluzione, sei stato veramente geniale. Andiamo a vedere la prossima partita. Bene, ci troviamo in quest'altra posizione, una partita sempre giocata nel 2019 contro un grande maestro. Anand questa volta si trova con il nero, non sempre c'è una posizione di matto. In questo caso ti dico che mossa ti piacerebbe giocare con il nero, così vediamo se corrisponde a quella giocata da Anand. Guarda un po' la posizione, metti in pausa il video e poi quando sei pronto clicca su play così scopri la soluzione. Ok, qui il nostro buon Anand chiaramente ha giocato C4. Dato che non ha molto da fare sull'ala di re, dice io porto la mia iniziativa sull'ala di donna e l'unica spinta concreta che possa servire a qualcosa è creare un po' di rottura, un po' di pressione su questa fortissima catena di pedoni è proprio questa spinta, quindi questa probabilmente era l'unica mossa da fare in questa situazione. Il computer suggerisce anche H6, però H6 permette in realtà di creare veramente tensione, mentre questa è più dinamica, anzi vedremo che più avanti, se scorriamo la partita, qui c'è la minaccia della presa del cavallo che viene tolto. Ecco, dopo questa si può giocare G6 e insomma la catena poi va più ad incastro, mentre H6 è sempre molto tagliente. Andiamo avanti. Benissimo, ci troviamo ora in quest'altra situazione. Anand, sempre nel 2019, sta giocando con il bianco, col nero invece il grande maestro Keimer, Vincent Keimer, e il nero gioca ora F5 e ora trovami un pochettino la mossa che faresti con il bianco. Pensaci un pochettino, stoppa il video. E la mossa che è stata giocata da Anand è stata alfiere G5, mossa assolutamente logica. Qui il nero può progettare questa spinta, dopodiché il nostro alfiere poveraccio veramente è murato vivo, anche perché le altre case non sono accessibili. Quindi sicuramente alfiere G5 è un'ottima mossa, dopodiché qui tranquillamente, se vorrà, ma non penso proprio che sia il caso, il nero potrà spingere, a parte che c'è sotto questo pedone, però insomma un alfiere insediato all'interno di questa catena di pedoni è veramente molto forte. Se hai trovato questa mossa ti faccio i miei complimenti. Andiamo avanti. Benissimo, in questa partita Anand gioca ancora con il bianco contro Ghiri, con il nero. Partita molto entusiasmante, anche questa è del 2019. Allora il nero adesso spinge F5
e dimmi un po' adesso cosa ti verrebbe da giocare con il bianco. Stoppa il video così ci pensi, poi clicca su play per scoprire qual è stata la mossa realmente giocata. E a questo punto il nostro caro amico Anand non ha giocato E5 come potrebbe venire spontanea, ma ha giocato cavallo in E5 con un attacco doppio. In realtà, beh, la torre è veramente minacciata, l'alfiere, sì, vabbè, sarebbe un cambio, no? A questo punto ti faccio vedere come sono andate le prossime mosse, così ti fai un'idea. Alfiere per cavallo, D per E, e quindi dici, ma qui ci sono i pedoni doppiati, no? Presto si sdoppiano, e con questa posizione assolutamente forte poi riuscì comunque a vincere la partita. Bene, andiamo avanti. Ultima partita che esaminiamo oggi, ultima posizione. Anand sta giocando con il bianco contro un fortissimo Gran Maestro con il nero, 2817 punti, partita sempre del 2019. Il nero gioca a un certo punto torre in B, va in E4. Anand fa una bellissima mossa, riesci a vederla? Ok, a questo punto fu giocata, tieniti forte, torre per cavallo. Wow, sacrificio di qualità. Perché? Adesso si cattura e ora si cattura con la donna. Ok, si è ripreso anche un pedoncino, va bene, ma non è questo lo scopo. Qui il nero abbandonò dopo questa mossa, poiché ora è scacco, il re si deve spostare, poiché non si può interporre davanti all'alfiere, perché si perderebbe sia l'alfiere che la donna, o l'alfiere o la donna. Il re si allontana e adesso c'è, guarda cosa c'è, torre di 1. Torre di 1 si attacca doppiamente questo alfiere, se l'alfiere si toglie si perde la donna. Se si avvicina il re con l'idea di difendere entrambe le situazioni, riesce a vedere che mossa c'è? Semplicemente c'è donna di 6 scacco, ora per esempio il re va in E8 sempre per cercare di difendere entrambi i pezzi, e ora E6. E6, questo alfiere chiaramente inchiodato, se va a catturare noi guadagniamo la donna, se si cattura di torre c'è ora l'altra torre scoperta. Cioè penso che vedere queste mosse sia veramente fuori di testa. Torniamo indietro perché queste cose sono veramente da fuori di testa. Quindi in questa posizione giustamente tu vedi che se catturi, aspetta no, c'è qualcosa che non va. Catturi, scacco, ok. Poi vedi anche che il re si sposta, poi vedi che raddoppi con attacco su alfiere e donna, poi vedi che il re in realtà si può avvicinare, però tu puoi dargli scacco, il re si allontana però rimane sempre vicino ai suoi pedoni, e poi vedi anche nettamente che c'è E6 con inchiodatura, e intanto riesci a vedere anche che se togli questa torre, questa rimane, scusami, se togli questa torre questa rimane da sola. Cioè no, dai, sono fuori di testa se vedi queste cose qui. Va bene, sono sempre gran maestri ragazzi, non c'è niente da fare. Bene, spero che anche il video di oggi ti sia piaciuto. Come al solito ti invito a lasciare un like, un commento e iscriverti al canale. Noi ci vediamo domani con un altro nuovo video. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!